Sì, poso. 151esimo reggimento Fanteria Sassari. Attenti! Attenti! Dietro! Presenta! Alza bandiera! Forza vai! Nostri graditi ospiti che questa mattina ci fanno compagnia alla cerimonia dell'alzabandiera, che festeggiamo la promozione del tenente colonnello Porquettu Sandro al grado superiore di colonnello. Benvenuti. La promozione al grado di colonnello avviene a scelta dopo un periodo di trascorso nel grado da tenente colonnello e quindi possiamo dire per meriti. È una promozione in questo caso meritatissima. Io sono veramente contento di poter consegnare i gradi al colonnello Porquettu, ma all'amico Sandro. Sono stato assegnato al comando Brigata Sassari nel 2013, ho già comandato il distaccamento e da allora mi sono accorto subito la qualità dell'ufficiale che svolge normalmente al reggimento l'incarico di aiutante maggiore, capo ufficio personale, un incarico che richiede una grossa preparazione, una grossa maturità, anche perché la figura del militare è, diciamo, irretita in una rete amministrativa molto complessa. Quindi avere a che fare con le leggi, con le circolari che ne derivano dalle leggi è sempre impegnativo per tutelare la bandiera, il comandante e il personale stesso. Come sapete, il reggimento di questo, chiedo scusa ai comandanti, al comandante attuale se mi sono permesso di dire 151esimo reggimento Fanteria Sassari, però quello che ci tengo a dire è che in questo momento, per supportare ancora di più, se possibile, quello che il
colonnello Sandro Porquetu fa, l'ente amministrativo non si è sciolto, cioè non è che il reggimento è in Libano sì, la bandiera è in Libano, il comandante è in Libano, ma l'ente amministrativo sta qui. Le responsabilità e l'autorità che deriva dalla responsabilità è qui. Quindi dopo quasi 3 mesi di distaccamento posso assolutamente dire che il lavoro svolto dal colonnello Porquetu e da tutto il personale che è rimasto qui è un lavoro encomiabile, perché comunque le attività non si riducono, anzi in alcune circostanze aumentano. E la conferma è che questo è un grande reggimento. Io l'ho detto già nel 2013, è sempre un onore per me parlare al personale di questo reggimento. È un reggimento che rappresenta sicuramente la parte importante della Forza Armata, è un reggimento operativo che si è distinto, i suoi uomini si sono distinti sempre. Ha una lunga tradizione di attività operative vere. Di questo in rappresentanza dell'istituzione oggi vi ringrazio per quello che fate e per come lo fate. L'ultimo, ma non per importanza, porto anche i saluti del comandante della brigata, il generale Nitti, a tutto il personale e gli auguri in particolare al colonnello Porquetu, al quale rivolgiamo un bel applauso. Buongiorno a tutti. Comandante, mi sento particolarmente emozionato. Per me è veramente una tappa importante della mia vita, non solo militare ma anche sociale. Oggi tu hai voluto essere qua presente, invece sarei dovuto venire io da te, insomma, in qualità di comandante del distaccamento della Brigata Sasse. Tu fortemente hai voluto venire qua per salutare, per rendere omaggio a me, a tutti i ragazzi, e di fronte al distaccamento schierato mi hai concesso questo onore. Veramente grazie. Mi sia consentito rivolgere un ringraziamento anche alla mia famiglia, Susanna che in questo momento è assente, ai miei figli Pietro ed Elio, che in questo momento sono qui presenti assieme a me per onorare questo grado. Volevo salutare anche gli amici Don Gianmario, Don Marco Rossi che è qui presente, Paolo Vacca, un po' gli amici di sempre che stamattina sono qui presenti e, ripeto, insieme a me possono brindare e onorare al mio grado. Un ringraziamento particolare, scusate se mi dilungo, lo voglio fare a tutti i comandanti che si sono succeduti in questo periodo qui alla Montanera, a iniziare dal generale Monteduro, il colonnello Viel, il colonnello Del Lungo, Francesco Bruno e non per ultimo di importanza il colonnello Sussio Andreottola, che ovviamente mi lega da un affetto e una stima particolare, e ci tengo in maniera particolare a salutarlo pubblicamente. Io ho ricevuto gli auguri di tutti i comandanti, in particolare da parte del generale Andreotta, mi ha fatto anche un telegramma per cui ne sono veramente orgoglioso e commosso. Ragazzi, se io ho avuto questo tributo, se io ho avuto sicuramente questo onore, spirito
principale vostro, perché voi mi avete aiutato, perché voi mi avete fatto capire, voi siete l'essenza del militare e i risultati sia a livello nazionale che internazionale lo dimostrano ancora oggi. Insomma. Noi qua siamo qua, gli altri sono in Libano, a cui rivolgo veramente un caloroso saluto e un abbraccio, ma voi qua continuate a lavorare, ovviamente non siamo sull'occhio del ciclone perché i mass media sono ovviamente orientati verso il Libano, però voi in maniera silenziosa, in maniera attenta continuate a lavorare e io questo vi ringrazio. Ringrazio di nuovo il comandante, volevo ringraziare anche il colonnello Giordano, un mio carissimo amico che è qua presente e anche lui assieme alla signora ha voluto concedermi questo onore. Grazie, un abbraccio a tutti. Stop. 151esimo reggimento, attenti!